Ecco, perché per dire di Alessandra Mostacci, che ha girato mezzo mondo come pianista, ha toccato Francia, Germania, Grecia, Portogallo, Spagna, Stati Uniti, Unione Sovietica, Giappone, e questa sera qui a Spasso coi Bronze, per questa fantastica puntata. Siamo curiosi nell'ascoltare il primo prodotto di questa vostra collaborazione. Di cui ho del tutto casualmente con me? Del tutto casualmente. Del tutto casualmente abbiamo questa copia di questo CD, si intitola Ironi Contemporaneo volume 2 e c'è anche un sito internet che è www.ironicontemporaneo.it. Allora andiamo ad ascoltare la prima canzone tratta da questa splendida opera, è un blues, si intitola Margherita Blues con Roberto Fricantoni e Alessandra Mostacci. Ma scusa, dobbiamo proprio, non possiamo passare al prossimo ospite? No, dovete, per contratto. Vi tocca. Prego. Comunque questo è un brano per nastro magnetico e pianoforte. Al pianoforte Alexandra Mostacciova, perché le sue origini sono russe, e al microfono Roberto, detto Frick, Antoni. Margherita Blues, dedicata ad una bambina che ha avuto la sventura di essere mia figlia, la quale un giorno mi ha chiesto: papà, perché mi hai dato il nome di una pizza? La bambina si chiama Margherita e allora mi sembrava giusto dedicarle un blues. Al primo piano di un ospedale qui in città, sulla pelle un colore marziano che la mamma non dimenticherà. Mio padre invece è un vecchio fricchettone che per pura commozione mi ha descritta in questo blues. Arrivata da poche ore, sento già il grande languore che solo il mondo ti sa regalare. Ho appena avuto un'ora istruttiva, è la mia prima giornata di vita e ho il sospetto di chiamarmi Margherita. Margherita, mi hanno dato il nome di una pizza. Margherita, che bellezza! E se ho tenuto la giusta numerazione, questa è l'ottava o la nona reincarnazione. Dunque, con una media abbastanza annoiata, adesso qui Margherita mi hanno chiamata. Adesso qui Margherita mi hanno chiamata. Margherita, che volete che vi dica? Sono già la più alterata del reparto ostetricia. La più alterata del reparto ostetricia. Nelle culle del vicinato grande pianto disperato, anch'io sono in fibrillazione e mi unisco all'agitazione. Per voi adulti ho un'assoluta novità: la rivoluzione dei neonati è già realtà. La rivoluzione dei neonati è già realtà. Margherita, ah sì. Che volete che vi dica? Margherita, sono già la più arrabbiata del reparto ostetricia. Margherita. Sono già la più alterata, la più arrabbiata del reparto ostetricia. Margherita. Dedicata a tutte le Margherite in ascolto. Margherita Blues. Bravo Frick. Grazie amici. Grazie. Sandro, il nostro Ruvo si sta Ruvo è stato subito colpito da questi artisti ed è subito nata una vignetta. Sì, sono colpito per dare più che altro giustizia a mio figlio, perché hai confuso Margherita. Oh, hai bevuto un biberon di latte di mucca pazza? Non vedi che sono Mario?
che gli passava davanti, indietro. Questo non l'ha mica capita e questo mi fa onore. Se il freak non l'ha capita mi fa Passava onore. Mario, passava Mario. Piccolo Mario, eccolo lì davanti alla Laura. Sta giocando con la mia macchinina. No, ma scusa, secondo me ti sta guardando le si gambe. vede che deve essere Fiode Ruvo perché usa la stessa posizione che usa normalmente Ruvo per guardarghe e gambe. È vero. Buon sangue non mette. Esatto. Allora, diciamo al nostro freak che anche noi facciamo qualcosa di demenziale, a parte tutto il resto del programma, che è il nostro Cruci Veneto, che ti invitiamo a seguire insieme a noi. Esatto, e magari lo invitiamo a suggerirci qualche traduzione in bolognese dei termini vecchi. Molto volentieri. Una traduzione in linea direttamente da Veneto a bolognese. Allora, intanto vediamo, apriamo le linee telefoniche. Chi abbiamo in linea? Pronto? Nessuno. Arriva, che abbiamo il centralino che è un po'... Allora, nel frattempo che noi attendiamo di ricevere la telefonata, cara Laura, se vuoi ricordare il numero? Certamente, il numero è 049 897 9297. Che parla da solo, mediamente Mona. Ma cosa uno, come fa a essere mediamente Mona? Guarda che siamo tutti quanti si attacca al mediamente. Mica ne conosco qualcuno. Noi siamo